Un brano poi che scrissi, che ebbe molto successo, un brano che ci fu registrato allora per la televisione pugliese per 2 mesi, per 2 o 3 mesi abbiamo registrato, e questo brano si chiama, allora si chiamava perché il re minore, poi ho cambiato e te ne vai, comunque fa così, che sempre veniva suonato col gruppo da mio figlio, col fischietto. Il festival Taorminarte, poi a Spoleto, che si chiamava, come si chiamava? Io non mi ricordo mai il titolo. Come si chiamava? Alla Luna. fisarmonica è uno strumento che prima di suonare bisogna togliere le dita. Allora, finalmente, quando è stato? Molti anni fa, finalmente
e ho cercato di proporre le mie musiche a diversi registi, a Rosi, a Fellini, e quindi i Fratelli Italiani sì, sono belle, però ci abbiamo Morricone, così. E c'era il Grimaldi, stavo girando un film su Pasolini, Nerolio, e mi fui invitato sulla scena, sul set, e poi alla fine subito mi ho messo delle luci, delle cose, ho registrato, e poi questo film è andato a tutto il mondo e un brano si chiama Cantata per un sogno. Prima ha reggiato un film da Likud diversi mesi e inserito un brano che il mio brano si chiama Aretusa, quindi Alicudi e Aretusa. Un brano che ho scritto tantissimi anni fa quando frequentavo la casa di Alfonsi, e lei mi disse, eravamo molto vicini, mi disse: perché non scrivo un brano su Siracusa? E Siracusa Aretusa col testo, questo è il Grimaldi ha utilizzato strumentale. Invece questi brani per delle commedie, tempo fa, anni fa, sì, tempo passa,
ho scritto un brano, più che altro c'era questo mio amico scrittore, si chiama Nicola Colombo, e avevo scritto una commedia, Opium si chiama, e delle musiche corrispondevano esattamente, c'era in queste mie musiche l'atmosfera di questa commedia che era una cosa degli anni 60, una musica un po' retro, due amanti si incontrano dopo 20 anni, lui l'aveva lasciata e parlano, lui vorrebbe tornare con lei, ma lei non vuole, faceva ormai la prostituta, ma comunque una storia bellissima, molto poetica. E il brano si chiama Un sogno che ritorna, vediamo se lo ricordo. Sento nell'aria il profumo lontano, legato a un sogno che fu, ecco rivedo dei fiori appuntati su un vestito colore blu, risento ancora dolci parole sospese nell'aura di eternità, rivedo ancora quei occhi lucenti bagnati di felicità. Era un sogno che ritorna, era bello, era dolce, era un sogno, un tempo che fu. E cerco ancora di capire il perché tutto è sfumato, quel mondo dov'è, lo cerco sempre con la fantasia. Era un mondo di poesia, ricorda ancora sguardi appassionati, baci furtivi sul far della sera, l'ombra volgeva slanci segreti, produceva da occhi indiscreti. Era un sogno che ritorna, era bello, era dolce, era un sogno di un tempo che fu. Era il sospeso di quell'aria incantata, un non so che arrivava al cuore, un non so che faceva gioire, faceva piangere e sospirare. Era un sogno che ritorna, era bello, era dolce, era un sogno di un tempo che fu. C'è un brano stranissimo, quando Grimaldi girò la Lupa teatrale a Vizzine mi invitò, e fu una bella esperienza. E io partecipai con un brano, ora lo seguo, frenesia. Poi avevo scritto per l'occasione la Lupa, perché la cosa, il lavoro si svolgeva la Lupa, però non ci fu il tempo di montarla. E poi con la Lupa lui la utilizzò invece per il film Il macellaio. È una cosa, un brano stranissimo perché l'ho scritto, poi l'ho incuriosito e inoltre eravamo un paese dell'Etna, in alto, e allora di notte lui lo ascoltava seduto su uno scalino con questa fisarmonica, però e lui si impose perché mi volevano far fuori lì alle Mediaset, volevano fare il contratto con un altro, invece lui si impose, o capire nessuno. Vediamo se lo ricordo, la Lupa.
è strano, anche io quando l'ho composto, però tutto nasce dal desiderio di incontrare, di fare qualcosa di originale, di incidere con qualcosa di forte da dentro. Questo è, diciamo, è il segreto dell'arte. Vero Salvo? Abbiamo qui dei grandi, Salvo Zappulla, scrittore, Corrado Di Pietro, e poi grandi personaggi, Pippolo Curzo e poi Claudio. L'onorevole Gentile, mi scusate, Raffaele, come? Un brano famoso, perché famoso anche perché è stato cantato dal grande Di Stefano, si chiama Vita passa e va, l'ho sentito l'altra sera a Catania, si è presentato prima, è al Festival del Cinema, no? Di Catania, alle Ciminiere. Allora si presentò uno cantava discretamente, allora c'era avuto un grande successo con Voi dormite ancora, e uno che dice di se stesso ha avuto un grande successo in pubblico non è una cosa bella. Comunque era un po' antipatico. Poi dopo sono subentrato io, ho detto e voi dormite ancora, ho detto. Di Stefano mi diceva che si era rifiutato sempre di cantarlo perché era folcloristico, invece cantava questo brano, La vita passa e va, che è un po' un inno alla vita, e diceva che questo cantato da una voce in carriera poteva avere un successo internazionale. Quello ci è stato male, forse comunque. Il tempo passa, scorre e va, la vita passa e va, e tutto passa e va, e tutto passa e va, ma resta sempre un desiderio, la fantasia di cantare e di suonare e di morire. Il tempo passa, corre e va, alla parte se ne va. Il tempo passa, corre e va, la vita passa e va, e tutto cambia e va, e tutto passa e va, ma basta un sapore, basta un amore, per cominciare e sospirare e soffrire. Il tempo passa, corre e va, la vita passa e si va. Allora, io qualche anno fa ho pensato devo fare dei brani, scrivere dei brani, perché mi è piaciuto molto, sempre sul tango, no? Allora Piazzolla certo un genio, tutto il mondo più Piazzolla, ma perché non devo fare io anche i tanghi? E allora ho scritto un tango, il primo tango, che si chiama Tango. Poi hanno fatto altri eventi, ho chiamato i migliori musicisti della Sicilia orientale, e poi l'ho fatto al nord, una volta a Siracusa. Allora un brano che evoca tante cose in un tango che si chiama Pantalica. Perché Pantalica? Perché Pantalica per me è qualcosa di magico, di suggestivo, perché da ragazzo ho percorso in treno appunto sulla vecchia ferrovia tutto il tragitto fino a Siracusa, fu un viaggio avventuroso. Ecco, questo Pantalica tango riprende questo mio ricordo lontano, ma sempre magico, sempre mitico, diciamo.
in questo concerto sono due ballerini, poi c'è un mezzosoprano, poi c'è un fisarmonista che è spaventoso, si chiama Maurizio Burzillà, a cui piace molto la mia musica, è catanese. E ciao Giorgio, ecco, un altro personaggio importante, mio amico, prima perché è mio amico, Giorgio Giannone, lo adoro, che è un grande poeta, nessuno lo sa. Lui ha scritto, a parte delle poesie su Artigia, ha scritto Anna, una tragedia che io ho musicato, speriamo di poterla portare sulle scene, e io c'ho una musica, più tardi la faccio, no. Ti stavo dicendo, ho scritto tanti anni fa una cosa che non ho mai seguito, che si chiama Il bambino felice. È strano come sia nata così subito la musica e il testo, spero di farcela ricordare. Che è sempre un mistero, diciamo, hanno detto una cosa che io l'ho detto forse, praticamente un artista, un musicista, quello che sia, poeta, no? attraverso il confronto riesce a capire cos'è, no? Io ho avuto la fortuna di incontrare tanti amici, Corrado, e poi un pianista strepitoso, Bruno Canino, che stasera non sto facendo niente, lui segue i miei brani, certo un grande che per me è stato importante per capire, dicevo, quello che faccio. Allora, Il bambino felice. È singolare, Corrado, vero? È un mistero, chissà com'è. Musica ho scritto subito, immediatamente. Chissà com'è. Allora, una cosa che voglio fare, dedicato a un pezzo molto importante, no? Che piace molto alla mia gattina, no? Lo faccio in giro col pianoforte, però il pianoforte non... si chiama Carillon. Carillon? Vediamo.
canto perché piace alla mia gattina, con il pianoforte lo faccio. Lo cantava mio figlio. Un brano che faceva mio figlio grande si chiama Esodo. Grazie, molto gentile. Allora, questo è uno dei canti, diciamo, con cui si finisce questo dramma, Anna, che Anna praticamente muore, e la storia ispirata da un fatto vero, però con la sua bellezza supera qualsiasi realtà, qualsiasi fantasia, non so come dire. Muore e Anna viene paragonata a un l'usignolo canta. Senti, l'usignolo canta, canterà ancora per me nel pozzo il mio canto d'amore. La terra si coprirà di fiori, le rondini verranno ancora, ed io non canterò più, ed io non canterò più. Resterà l'usignolo a cantare il mio canto d'amore.
il sole brillerà ancora, la rovina ancora, però il sonnito sotto il nostro bel cielo. E sarà primavera, i fiori avranno ancora profumi, ed io non canterò più, ed io non canterò più, resterò l'usignolo a cantare il mio canto d'amore. Un brano che voleva cantare Bocelli e non gli hanno fatto cantare, il valzer della solitudine, poi l'ho cantato io. Prima però voglio fare una cosa che sono dedicata a mia madre, tanti anni fa, lei era presente, l'ho scritto lei, mentre era con me, vicino a me. Mia madre era una musicista straordinaria, poi eravamo 8 figli, cioè figurate, non suonava più. Si chiama Sciato, è una linea nanna, un po' in dissonanza. Ecco. È movimentato, no? Ecco, vediamo se riesco a farlo. E io non sapevo da ragazzo, suonavo a Taormina, di essere un compositore, no? Perché non è che scrivevo così, ma non sapevo di essere un compositore. Poi l'ho scoperto dopo, sono andato in America, ho scritto dei brani, grandi, poi i Caliri era un gruppo certo, allora si affermò anche in America, dappertutto. Allora una volta mi trovavo a Taormina e c'era un mio amico molto bravo e suonava, si chiama il Wunderbar, suonava il pianoforte. Allora a volte mi invitava, dice, perché non suono un brano? E io, siccome mi piaceva suonare il pianoforte, e allora ho seguito questo, poi ho scritto questo brano così, si chiama, come si chiama? Vortici. Allora ho seguito al pianoforte e praticamente la gente
ha cominciato a battere le mani e lui ci è rimasto, non mi è dato più a scrivere dei brani. E questo è il primo brano che ho scritto, parlo di un ragazzo, e però è interessante. Poi dopo non ho più scritto niente, poi negli anni poi c'è stata questa valanga, io ho scritto centinaia di brani, a volte non so, non li suono mai, non ho il tempo. E come è venuto? Mai lo so, non so. Io ho un problema, ho scritto centinaia, non so cosa suonare, poi dovrei, però non sono mai, perché io quando faccio 10 minuti le scale, poi se suono le scale dice, il tango poi, il tango, se vuoi chiedere, il primo tango, quello si chiama tango, vediamo, questo lo so. E poi se per caso io faccio le scale, 10 minuti, 5 minuti, non ho il tempo, c'è Silvestrina la gattina che mi segue sempre e allora si annoia, comincia a miagolare e vuole scappare, e perciò devo fare suonare sempre qualche cosa di arrabbiato, vai arrabbiato.
poi finiamo. Allora, Frenesia, questo è un pezzo nuovo, perché ho tante cose non posso suonare perché non le suono mai. Frenesia e poi finiamo, non voglio... Questo è un pezzo. Va bene. Io terrei tanto ad ascoltare un brano che mi emoziona un po'. Quale? Ubuntu. Ah, Ubuntu. Quello è una cosa che Ecco, lo faccio. Non l'avevo dimenticato. Ubuntu ci sono diverse storie. Praticamente io ero ospite insieme al gruppo I Caliri del Presidente della Repubblica Maltese, no? Eravamo noi, un gruppo di Stato di polacco, di Poznan, erano 40, noi 4, loro 40, erano straordinari, avevano un'orchestra dietro e siamo stati ospiti del Presidente nel Palazzo Presidenziale, si chiamava allora Agata Barbara, questo Presidente, una donna, quando c'eravamo a Mintoffe. Abbiamo pranzato, tutti erano timidi, io alla destra del Presidente, l'altro capogruppo alla sinistra, il Presidente. E allora tutti hanno detto, Presidente, non posso suonare il pianoforte? Certo, allora tutti si sono scatenati, anche i polacchi abbiamo suonato. Comunque, prima della partenza, noi siamo fermati e i polacchi ci hanno invitato una cena alla polacca, che era a base di una cena raffinatissima, nel palazzo lì, governativo lì, tutto loro. Una cena di una raffinatezza unica, solo c'era un problema, come non si beveva vino, si beveva vodka. Io ho detto 40 e allora io con la Coca-Cola alla fine verso mezzanotte 11 abbiamo finito di cenare e siamo messi a suonare alternandoci loro e noi fino alle 3 e mezza non ci capivamo perché, però la musica era il nostro linguaggio, bellissimo. Allora poi siamo andati a letto, loro dovevano partire, dovevano prendere l'aereo la mattina e siamo andati a letto, ad esempio in questo posto governativo. Verso le 6, 5 e mezzo, io ho dato una cassetta dove ce l'ho appunto, questo non te l'ho raccontato. Loro, 40 persone che non conoscevano l'italiano, hanno cantato in siciliano Ubuntu. È stata una delle emozioni più grandi. E la storia lo conoscete, tutti lo conoscete, anche Teodoraki se l'ha voluta. E certo, è il primo brano cantato io scritto, perché era Natale dell'80. Quando era caruso, un tempo da fu, lo conto bastava, non c'anche più, lo conto catava, mio padre sapeva, la sera puntava, puntava per mia. Federico, qual era tuo punto? O non lo capia, perché
la mia, mai tanto tanto, e tanto passavo, chiamare una testa la mia, puntava, puntava, e via, cancia, e via, puntava per via. Qual era sto punto da tanto piacere? Ricorda stasera, ricorda mia, che tu non volessi puntare per via. Io fossi contento, papà. Puntava, e via, cancia, e via, puntava per via. Di mali, di orti, di freddi parlava, e il mio uomo letto, gemava, ma c'era le parti, non letto con mia, da quando fumava, mi base, puntava, via, puntava per via. Ma cosa faceva il mago, cosa faceva la strega, perché avevo paura? E io rispondo, perché continuo, non ricordo, non è passato tanto tempo, non ricordo più.